L'obiettivo è quello di creare un sistema della polizia locale regionale in cui le polizie provinciali, che in questo momento all'interno della riforma delle province sono messe in discussione, tanto quanto il Corpo Forestale dello Stato è messo in discussione da parte dello Stato stesso, la nostra volontà è quella di mantenere professionalità, esperienza in un settore che corre il rischio di essere completamente scoperto rispetto a competenze che sono proprie della Regione, competenze di tutela della fauna selvatica, di controlli ambientali, di controlli di polizia idraulica, di controlli sulle attività di cava e quant'altro, quindi diciamo che ci riprendiamo e proponiamo che la Regione faccia anche dal punto di vista dei controlli il proprio mestiere. L'obiettivo di inserirli all'interno dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale e creare personale specializzato che, mi piace sempre precisarlo, non va a fare confusione sovrapponendosi a competenze dello Stato, carabinieri, polizia di Stato e quant'altro, ma al contrario vuole svolgere alcune azioni a supporto che possono sgravare le forze di polizia nazionali da una serie di piccole incombenze per dedicarsi a quella che è l'attività investigativa e di prevenzione del crimine che sanno fare benissimo e che devono evidentemente continuare a fare senza nessuna confusione con la nostra polizia locale.